Signor, è finito l'olio. I fagioli stanno bollendo da un'ora, che ci devo mettere? Che ci devi mettere? Questa è bella. Ci devi mettere prima l'olio e quando sono fatti ci metti la pasta. Signor, l'olio è finito. Ma che sto parlando cinese? Finito, finito? Sì, signor, finito, finito. E valla a comprare da Don Pasquale lo salumiere a Bascio Palazzo. Sì, state fresco. Don Pasquale ha detto così, che se non liquidate a notte del mese passato, lui non vi vende più neanche un grammo di formaggio. Ma scalzone. Non lui così ha detto. Dice che avanza ancora i soldi da provviste tutto questo mese e metà è del mese passato. E li avrà. Il 27 non è ancora passato. Che lazzarone. Ma mo che bene sapere mi sentirai. Che colpa tiene che il povero signor? O menzile come lo prende, così lo vede e non lo vede più. Impicciati dei fatti tuoi, hai capito? Avessimo misa la suocera. Io ho fatto una considerazione. E non le fare queste considerazioni. Hai capito? Non sono venuta che è stato? Facete sempre cane e gatto. Si può sapere che sta? Niente, che deve essere? È che la tua cameriera si permette di fare le considerazioni. Donetta, non la vuoi farni. Stai a posto tuo. Ecco qua, bravo lui. È così che la sgridi, è così che la metti a posto. E che la già fa? Ma la magna, si contenta? Non fare lo spiritoso. Piuttosto l'hai portato un mensile. O mensile? Vuoi dire il residuo del mensile? Come significa? Ma perché non te l'hanno dato il mensile? Come no? Il mensile me l'hanno dato. Ma io l'ho distribuito ai creditori che, come al solito, mi aspettavano a bascio all'ufficio. E hai dispensato tutte 70.000 lire. 68, concè 68, ci stanno le trattenute. E come hai fatto? 23.000 lire o padrone casa, siamo sempre arretrati di 2 mesate. 3.500 lire la bolletta della luce, 2.500 quella del gas, 10.000 lire la rata del frigorifero, 6.500 lire la rata della lavatrice elettrica, 2.000 lire l'aspirapolvere, 2.000 lire per la radio, 500 guardaporte, 5.000 lire alla tua sarta e 500 lire al mio sarto per il vestito blu e cappotto che mi facette 9 anni fa quando ebbe l'infelice idea di sposarti. Sicché restano esattamente 12.500 lire per pagare a Don Pasquale Salumiere. Abbiamo mangiato tutto questo mese e dobbiamo dare la quinta mesata a questa povera disgraziata di Antonietta, che è la nostra cameriera e che tu chiami tua suocera. Va bene, sì, va bene. Vado ad aprire, va Antonia, va. Subito, signor. Oh, dimmi se è possibile continuare così. Come al solito tu te la pigli con me, o No, tu ti devi calmare, cioè tu ti devi calmare. Guarda, tu ti dovevi sposare a Schinizzo, non a me. Io non ti ho cercato. Tu mi volesti per forza. Me potevi spazzare le cosce che io... Signor, ci stanno 2 uomini con una cascetta a mano. Ah, sì, finalmente sono venuto. Falli passare, Ma chi sono? Favorite. È permessa? Scusate, siete voi Saverio Scardocchia. Sì, signore, sono io. Dove la dobbiamo mettere? Ma che cosa? Qua, mettetela qua. Ma che è? Ah, il taccuzzio principale, casomai non avesse i buoni che stesse ma manda che le 21 pollici. Ma insomma, si può sapere che si tratta? E che se ci cado, non la vide, io ho televisore. O televisore? Sì, io ho televisore. È bello, no? Ti ho voluto fare la sorpresa per un Mamma uomo mia. tuo. L'ho comprato a rate, 7.500 lire al mese. Chi paga? Come chi paga? Tu, noi. No, che stai pazzo, che stai asciutto pazzo. Tu lasciate passare. Non ridere. Antonia, non ridere, non mi faccia a caso questo sistema. Non ridere, ti sto dicendo. Torniscelo, non ridere. No, che se sono così pazzi. Ma fa bene, coppa sta terra. Io l'ho fatto per te, poi bene tu. Ah, sì, eh? Ho pensato che lo marito mio a sera viene stanco. E invece se ne hanno un cinematografo, hanno teatro, a chitarra, rinda qualche caffè, si mette in coppa una bella poltrona, vicino alla televisione e non esce più da casa. Non c'era bisogno che ti interessava tu questa cosa. Ma se continuiamo di questo passo a non farmi uscire più di casa, ci penseranno i creditori nostri. Signore, i fagioli sono sfatti, che ci devo mettere E dentro? metteci rinda l'antenna della televisione, la maniglia del frigorifero, tu la lavatrice elettrica, o cuoppa l'aspirapolvere, metteci quello che Quando vuoi. sei antipatica, ma vedi chi è, va? Subito, signor. La vita mia. Come ti abilisci ambresse tu? Ma Virisca, tu sei un incosciente, Permessa, buonasera. Avanti, cavaliere, favorite. Buonasera, caro Don Saverio. buonasera. Signora Belli. Che onore, accomodatevi. Accomodatevi, Ci dovete prego. scusare, Don Saverio. Prego. Abbiamo saputo che avete comprato la televisione e siamo venuti a vedere chi lo simpaticone Mike Buonasera. Capito? Buongiorno, Adelì, Mike, buongiorno. Scusate, non sapevo, ma mia moglie sbaglia sempre i cognomi. Non fa ridere. L'avete saputo? Dice che stasera ci sta nata a vota a Mulignano. A noi si sono squagliati i fasoli da caurata. Bolognani, Adelì, Bolognani. Ah, e come si scucciante? Siamo venuti a vedere a Leonezzi. Io vai io giardino zoologico. E come siete spassuti, Dai, Don dai. Saverio. Siete da Camillo. E che bella faccia tosta che te ne chiesto. Cacciannella. Ma come una caccia? Che lei ha sido padrone di casa, come una caccia? Ma vedi chi è, va Antonio? va? Subito, signor. Don Saverio,
Non so, vi piace la sciora doppia? Ah, non l'ho mai visto, signore, non lo conosco. Avanti, favorite. Chi è? Signor, c'è stata una Carmela Pizzaiola. Ah. Buonasera, non sapete? Ecco poi. Permettete, l'indovi che stai spasa la voce che vi siete accattata a cassetta che si vede una gente a rind. Permettete che mi aspetti. Più tardi salgono pure i figli miei. Pure loro? E E dove si mettono? Una Carmela mi dispiace, abbiate pazienza, ma qua la casa è stretta, i seggi sono pochi. no, che ne si salgono lo scanno. Ah, che Gesù. Va, Subito, signor. Chi si saranno i figli di Carmela Pezzoli? Che strada, una concesta, sì. Favorite. Signor, Don Vincenzo guarda la porta. Fuori. Buonasera a tutti. Buonasera, Non vedi? sapete, per ci è danno, vi state accattare la televisione iurna. A chi? A scassa prima mo. Tu pure si può dare a Moligna. Se no mi dispiace. Figurati, mi dispiace solamente che te la devi vedere all'inpietro, perché qua seggi non ce ne stanno. No, state tranquillo, ci ha pensato mia moglie. Ah. Sta salendo pure esso con 2 seggi, uno per me e uno per lei. Dici, ma che bene, pure tua moglie? No, scusate, troppa gente, mo diventa un cinematografo. Signor, e che la volete vedere solo voi? Io so cose pazze. Un discendente non sa avere come padrone di casa. No, è qua diventa un'invasione. No, non ce mettetela fuori questa sandraglia. Non non ci la mettete faccio. Dalla Ma Cristina, finisce e la quando lametta. confidenza, mettetela Chiama Carmela, mettetela dentro. Calma, mi sta la mano Ma poche pazienze, mia Carmela. Come ti schiaffo sotto, ti faccio una mano. Piano, dai, insomma, ricordate che state in casa mia. Poi chi lo sa appiccicano pure. Ma guarda con me, ci dica che fa. Chi si va pure presso, Antoniano, bussate. Subito, Chi signor. sarà? Sulla da luce, se no non si vede niente. Ah, giurito che l'ha pigliato per un cinematografo. Signor, c'è stato tonno fruttaiuolo. Nato nubilone, Ma dai. attorno, buonasera. Buonasera, Non è buonasera. un sta salendo pure, presidente la caperci, c'è lo scopatore, non poteva lampare la con tutti i figli. Sta arrivando la meglio a Nubilti Napoli, Ma come non combinato? sapeva, mi dispiace. Amorosino, questa è casa vostra. Ma quando ha figurati. cominciato? Presto, subito cominciamo, ma facciamo vedere un bello Ma cinematografo. accendila tu, Non è, sei pronto? Sto da luce, me. Subito, signor. Sei pronta? Ecco. L'altra la fa, ecco così. E da morire subito da indaga. Ma non lo dà più il cinematografo. Va, in cella così che rimane, te ne manda su le 36 pollici, va.